L'ultima giornata di campionato nel girone B di Serie B regala al Calcio Padova femminile uno scontro diretto utile per poter agguantare addirittura il sesto posto. Innanzitutto il Padova deve pensare però al settimo che si gioca proprio in questa partita contro Zalè che all'andata hanno vinto 5-1 con le biancoscudate e partono subito forte. Questo tiro di Crestan parato da Martina Donà, però alla prima vera occasione utile, 23esimo minuto, il Padova affonda, bravissima Claudia Ferrato a rubare questo pallone, a servire in aria Sofia Carli che batte così il portiere regalando il vantaggio al Padova che gioca con le nuove divise viola. Rivediamo Claudia Ferrato, serve Sofia Carli e il Padova si porta in vantaggio. Esultano le biancoscudate anche perché è una partita molto insidiosa, come ricordiamo Zalè ne ha rifilate 5 all'andata alle biancoscudate, prova il tutto per difendere il settimo posto. Tiro alto di Crestan, ancora Crestan, bravissima Martina Donà a respingere questa punizione insidiosa. Il Padova comunque non pensa soltanto a difendersi, con una scatenata Sofia Carli va vicina al raddoppio. Qua il suo tiro è bloccato in due tempi dal portiere. Attenzione a quello che succede al 42esimo minuto, scatto in profondità di Claudia Ferrato che viene fermata così dal portiere di Lascio fuori dall'area di rigore, la prende con le mani ma viene soltanto ammonito, protesta tantissimo la squadra biancoscudata, l'arbitro però non espelle il portiere. Poi sul calcio di punizione di Saggion respinge la difesa. Si arriva nel secondo tempo e qua il Padova deve stringere i denti perché Zalè prova il tutto per il pareggio. Primo tiro di Vischi, poi Gino. Quando siamo al 22esimo minuto ancora Martina Donà si distende e devia in angolo. Poi questo calcio di punizione di Segalini che termina alto. Si arriva negli ultimissimi minuti di gara ed è sempre Crestan nel vivo del gioco di Zalè. Ci prova con questo tiro dalla distanza. Martina Donà interviene così e riesce a respingere il pallone. Dopo 4 minuti di recupero finisce la gara, il Padova vince per 1-0, riesce ad agguantare il settimo posto finale e alla fine può esplodere la festa anche nel terzo tempo organizzato dal club Avis biancoscudato. Niente, sì. Muchas gracias. No!